Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Grazie ancora cara Natalia, alle 18, 20 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna e Lorenzo Viviani, Chilometro Zoom, puntata numero 1189 qui per voi. Avete ascoltato gli Who con Who Are You? 1978. Who Are You? Tu chi saresti, scusa? Roger Daltrey? Il frontman? Io mi vedo molto nei panni o del batterista o del bassista carismatico. Questo è... Non raccontiamo i nostri fuori onda, non raccontiamo i nostri fuori onda. No, meglio no, però voglio dire, io, vistasi anche il fisico, mi troverei bene a fare il batterista. Ho sempre avuto la passione per o le percussioni o la ritmica, il basso, tutta sta roba qua. Io seguo molto il basso, non so perché. Il basso, guarda, tu suoni la chitarra elettrica. Se dovessi iniziare, lo so, è che non avrei mai, sempre stato la mia passione, è stato il basso. Però naturalmente all'epoca ti attira subito la chitarra e non so, ho sempre questo rimpianto di non aver suonato il basso elettrico. Detto questo, sono 18 e 21 minuti, questa è la parte della tua trasmissione, quindi è casa tua in questo momento. Però vorrei che facessimo un po' di rassegna news. stampa. Bravo, sì, aggiorniamo un po' i nostri radioascoltatori su quello che succede nel mondo, sul tema agricolo. Sì, soprattutto anche... dimmi. No, perché sto stretto di Hormuz sta rompendo i gambasisi non solo sul tema petrolio, ma anche sul tema dei fertilizzanti. Quindi vai. Sto stretto di Hormuz, la situazione è abbastanza muz e quindi di conseguenza... ma io perché sono innamorato di te segretamente? Perché mi fai morire.
mamma mia, vabbè, qui si potrebbero fare delle considerazioni filosofiche che ora non è il momento e poi mi è anche venuta fame, quindi non le farò. Ok, allora, il Sole 24 Ore, signori, di stamattina, 8 maggio 2026, Hormuz, nasce la coalizione di Roma per l'accesso ai fertilizzanti. Piccola nota a margine, come diceva il nostro Lorenzo, non è che dal Golfo Persico, dallo Stretto di Hormuz, transita solo il 20% del greggio che viene prodotto ogni giorno nel mondo, transita anche e soprattutto fertilizzante che viene utilizzato naturalmente, ça va sans dire, da tutti i giganti dell'agricoltura nel resto del mondo. E per ora questo è un problema, tant'è vero che gli economisti prevedono rincari nel prezzo del cibo. Allora, cosa scrive il Sole 24 Ore? Hormuz, nasce la coalizione di Roma per l'accesso ai fertilizzanti e la cooperazione punta anche a garantire la sicurezza alimentare. I colleghi Andrea Carli e Giorgio Dell'Orefice ci informano sul fatto che nasce la coalizione di Roma per l'accesso ai fertilizzanti e la sicurezza alimentare. Ne fanno parte i paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, Balcani, area del Golfo, Africa del Nord, Lega Araba. L'iniziativa, che si sviluppa nel contesto della crisi di Hormuz, è stata lanciata ieri da Antonio Tajani. Il ministro degli affari esteri ha presieduto alla Farnesina, insieme al ministro degli esteri croato Grlic Radman, in qualità di presidente di turno del gruppo Med9, una riunione ministeriale con la FAO e circa 40 paesi e organizzazioni regionali e internazionali, tra cui il Consiglio di cooperazione del Golfo e la Lega Araba. Obiettivo: rafforzare il coordinamento politico sulla sicurezza alimentare e l'accesso ai fertilizzanti nel braccio di mare che collega il Golfo Persico e il Golfo di Oman. I rischi per la libertà di navigazione nelle rotte marittime strategiche stanno già producendo un effetto domino sulle catene d'approvvigionamento globali, con ripercussioni sui prezzi dei prodotti alimentari e degli input agricoli, inclusi i fertilizzanti. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha individuato alcune possibili risposte alla crisi, tra cui il sostegno ai paesi che dipendono dalle importazioni alimentari attraverso lo strumento per le importazioni alimentari della FAO. Tajani ha posto l'accento sul fatto che circa il 30% del commercio globale di fertilizzanti, essenziali per l'agricoltura, passa attraverso lo Stretto di Hormuz. Il blocco, ha continuato, sta creando enormi effetti con i costi di trasporto e assicurazione che stanno aumentando, mettendo forte pressione sull'accessibilità globale del cibo. Dallo stretto passa un terzo dell'offerta mondiale di fertilizzanti. Un'altra fetta consistente in condizioni normali è prodotta in un'altra area attualmente di crisi, cioè tra Russia e Ucraina. L'Italia è esposta alla crisi dei fertilizzanti non tanto per gli acquisti diretti da queste aree, ma perché è esposta all'escalation dei prezzi dei concimi. L'urea, uno dei fertilizzanti più diffusi, ha visto i propri listini aumentare dell'80% nell'ultimo anno, innescata dalle guerre e dalla carenza di prodotto e che si sta propagando a livello mondiale. L'Italia quindi è esposta ai rincari, nonostante a partire dall'invasione russa dell'Ucraina abbia diversificato i propri acquisti. L'import annuale ammonta a 2,7 milioni di tonnellate, puntando su Egitto 750.000, Algeria 123.000, Marocco 120.000. Secondo Asso Fertilizzanti, le produzioni agricole più colpite sono i cereali. Si temono nei prossimi mesi pesanti ricadute sui prezzi di pasta, pane, riso e per il mais da destinare all'alimentazione zootecnica. Quanto all'ipotesi che una volta raggiunto il cessate il fuoco l'Italia partecipi a iniziative internazionali per garantire la libertà di navigazione nello stretto, Tajani ha chiarito col ministro della difesa Crosetto: siamo pronti a informare il Parlamento su tutte le iniziative. Abbiamo scritto oggi ai presidenti delle commissioni estere e difesa di Camera e Senato per informare su tutta la situazione politico-militare nell'area. Mi permetto di aggiungere una cosa io, visto che l'ho scritta poco fa nella cronaca di guerra che preparo ogni giorno per Italia Oggi. Questo pomeriggio Marco Rubio, il segretario di Stato americano, che come sapete è in visita di Stato, è stato dal Papa e oggi ha incontrato la Meloni, Marco Rubio ha detto una cosa molto importante, cioè non si può permettere che l'Iran dica di poter fare il bello e il cattivo tempo sullo stretto di Hormuz, che come si sa
è una via d'acqua internazionale, secondo la Convenzione di Montego Bay dell'82 non può essere sottoposta a balzelli né tantomeno può essere bloccata, e però dice se a voi va bene invece tutto questo, si sta ponendo un pericolosissimo precedente, perché domani per esempio la Cina può dichiarare il blocco dello stretto di Taiwan, o si può dichiarare il blocco dello stretto di Malacca. Sapete quanto è largo lo stretto di Malacca nel suo punto, diciamo così, più angusto? 3 chilometri, esattamente come lo stretto di Messina. E sapete cosa ci passa dallo stretto di Malacca? L'80% del petrolio che consuma la Cina e il 40% del commercio mondiale. Quindi sì, vi interessa. Vi interessa perché domani qualche prodotto che voi comprate o arriva in ritardo o arriva a prezzo maggiorato. Per questo motivo. Perché? Perché qualche nazione, come ad esempio l'Indonesia, può pigliare e dire vabbè, ma io lo chiudo lo stretto di Malacca, se le navi vogliono passare mi pagano la tassa. Esattamente come pretende di fare l'Iran. Quindi qui si tratta di questioni di libertà di navigazione e si tratta di riaffermare chiaramente la libertà di navigazione sui mari. Se ci piace, dice Rubio, allora tutti quelli che sono interessati a questo devono fare qualcosa in più che le semplici dichiarazioni roboanti che sono state fatte in questi giorni. Traduzione, gli dovremo mandare le navi da guerra, quantomeno a sminare lo stretto di Hormuz, perché il fertilizzante ci serve per coltivare i nostri terreni, molto semplicemente. Lorenzo. Capisco molto bene, e poi la Montego Bay, devo dire la verità, l'ho studiata abbastanza perché non so se ti ricordi anche il tema della Libia, delle acque, ti ricordi quando avevamo parlato della convenzione? No. Le zone di esclusive, le zone esclusive economiche. Assolutamente sì. Una delle più grandi truffe di diritto internazionale mai viste sulla faccia della terra, diciamo pure questo, dai. Sì, soprattutto applicate. Si alza la Turchia e dice che la sua zona economica esclusiva va dalle sue coste fino alle coste libiche. Ma che cazzo stai dicendo? Ma dov'è il senso? andando a rompere i gamba a Sisi naturalmente ai vicini greci con cui non hanno grandissimi rapporti. Quindi, insomma, sì. E creando problemi poi messa dentro a uno specchio acqua come il Mediterraneo, diciamo, abbastanza, dove appena ti vai 10, 20, 30 miglia distante cominci a parlare davanti alle coste di qualcun altro, sì, è un po' difficile, Noi l'avevamo sofferto tanto, perché siamo anche quelli che l'abbiamo fatto, adesso abbiamo fatto tutti, anzi, penso che sia proprio decretato ormai tutta la parte anche delle nostre acque, delle nostre zee, ed è importante soprattutto quando le fanno gli altri. Però c'è da dire che noi eravamo quelli che con i nostri pescherecci, ad esempio, giravamo veramente tutto il Mediterraneo. Sono le 18:30 minuti, era giusto portarvi un po'. Ci risentiamo dopo perché devo farti da spalla adesso, giusto? Esatto, noi ci fermiamo, pausa, poi ci sarà qui Parlamento l'onorevole Elisa Montemagni che parla di infrastrutture, poi torniamo con Farrell Monaco e andiamo a scoprire il pane degli antichi romani rinato nel 2026. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso
un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Grazie Presidente, grazie al Vice Ministro Rixi, al Ministro Salvini per questo decreto, perché al di là di quello che sentiamo dire in quest'Aula, noi stiamo cercando di mettere a terra le opere che il nostro Paese aspetta da tanto, troppo tempo. E se c'è qualcuno che ha messo veramente testa e ha lanciato addirittura il cuore oltre l'ostacolo per quanto riguarda le infrastrutture, è proprio Matteo Salvini ed è questo governo. Perché nei governi precedenti sembrava che le infrastrutture sì, fossero una cosa da fare, ma che non fossero la priorità. Ecco, con questo governo le infrastrutture sono diventate prioritarie. Con questo governo. Ed è per questo che noi continuiamo ad avere una linea che ci porta e che serve a velocizzare i lavori e a mettere a terra le infrastrutture di cui il nostro Paese ha bisogno. Perché infrastruttura non significa solo una strada da percorrere, infrastruttura significa sviluppo economico, significa essere attrattivi nei confronti delle imprese, essere attrattivi dal punto di vista turistico. Infrastruttura è vita, infrastruttura è commercio, infrastruttura è portare il nostro Paese a livelli che fino ad ora purtroppo non è riuscito a raggiungere. Con tutte le difficoltà del caso, sappiamo benissimo di vivere in una penisola che ha dei tempi di percorrenza complessi e una struttura geomorfologica molto complessa. Questo non significa però stare a guardare o non mettere in campo tutto quanto possibile per andare a dare risposte ai territori e ai cittadini. La nomina dei commissari va proprio in questo senso, serve per superare i ritardi, per accelerare le procedure, per andare a dare delle risposte che da troppo tempo sono lì sul piatto, ma che nessuno è stato in grado di dare fino a che non siamo arrivati noi al governo. E si parla principalmente in quest'Aula del Ponte sullo Stretto, però in pochi ricordano che il Ponte sullo Stretto è un'opera che è comunque prevista per completare il corridoio scandinavo-mediterraneo, quindi all'interno della rete TEN-T, per cui un'opera che non serve solo alla Sicilia e alla Calabria, come spesso qualcuno pensa di far passare, ma è un'opera che serve all'Europa, serve a noi, serve per lo sbocco e per lo sviluppo di tutto il Paese, per collegare il nord Europa con il Mediterraneo. Questo è quello che intendiamo fare ed è per questo che con questo decreto cerchiamo di andare a risolvere i rilievi che sono stati portati dalla Corte dei Conti. Lo facciamo perché in quest'opera noi crediamo, abbiamo sempre creduto e continuiamo a crederci e vogliamo portarla in fondo, vogliamo arrivare in fondo a questa tematica che vige ed è lì sul tavolo, ferma da oltre 50 anni, e se noi stiamo cercando di risolvere è perché crediamo che e sappiamo benissimo che sarà utile per lo sviluppo di tutto il Paese. Per cui ci troviamo oggi a parlare di nuovo del Ponte sullo Stretto proprio per andare a risolvere quei nodi che ci sono stati presentati e quindi abbiamo bisogno di nuovi passaggi istruttori amministrativi, della coerenza tra l'istruttoria tecnica, la valutazione economico-finanziaria per completare il procedimento autorizzativo e arrivare all'approvazione definitiva dell'opera. Ma oltre a questo, all'interno di questo decreto ci sono anche le opere connesse al ponte, che qui nessuno ha ancora citato, forse perché attaccare sul ponte è troppo semplice, spesso ci viene detto è un'opera faraonica che costa tantissimo, ma nessuno parla delle opere accessorie che serviranno anche proprio a quei territori, le opere ferroviarie che andranno a collegare, a completare quest'opera che per noi è molto importante. All'interno di questo decreto poi troviamo opere da nord a sud dell'Italia, troviamo una quantità di finanziamenti utili ad andare ad accelerare le opere, interventi che vedono comunque degli stanziamenti che sono pluriennali proprio per andare
a rispondere alle esigenze territoriali, a quelle opere che vanno a rilento. Purtroppo dobbiamo, ed è il nostro compito, e l'abbiamo promesso in campagna elettorale, di andare a snellire la burocrazia. Questo stiamo facendo, a differenza di quanto viene detto in quest'Aula, quando veniamo sempre attaccati per essere troppo celeri, o quando facciamo i commissari e poi magari il giorno dopo viene fatta un'interrogazione su una strada che è ancora lì, ferma, magari bloccata dalla burocrazia, e allora anche l'opposizione dovrebbe decidersi: o troviamo il modo di semplificare e di velocizzare come stiamo facendo ora, o se no ci si lamenta il giorno dopo perché qualcuno magari in passato non ha semplificato e lì le opere rimangono ferme da 20 anni. Quindi bisognerebbe avere anche un po' di coerenza quando si parla in quest'Aula, non solo parlare per dare contro al governo e per dare contro alla maggioranza. E all'interno di questo provvedimento abbiamo dei fondi anche per le manutenzioni e per la sicurezza, sono fondamentali, sappiamo benissimo. Addirittura abbiamo implementato il fondo per le strade comunali, per andare a manutenere e a lavorare sulla sicurezza delle strade comunali, un fondo a cui la Lega tiene molto e che è utile proprio per andare ad aiutare i territori, ed è questo che c'è anche all'interno del decreto, perché tutti si dimenticano, sembra solo che ci siano cose che non vanno bene, ma nessuno si dimentica di dire quelle a cui bisogna, anche l'opposizione dovrebbe fare un applauso, tace piuttosto che fare un applauso alla maggioranza, all'opposizione, ma va bene così, noi ci siamo abituati, andremo avanti come abbiamo sempre fatto. E per quanto riguarda le opere inserite con gli emendamenti al Senato, noi crediamo che anche queste abbiano delle priorità e siano utili per il territorio. Ne cito una su tutte, essendo toscana: il pontile di Massa. Noi sappiamo bene quello che è successo a quel pontile e sappiamo bene dal territorio quanto è fondamentale quell'opera per i massesi, per Massa, per la cultura, per il turismo e per l'attrazione della città. E se per voi un'opera che è attrattiva dal punto di vista turistico, che è al servizio della città e che serve per le persone, non solo per i residenti, ma anche per chi arriva da fuori, non è prioritaria, va bene, andatela a spiegare però ai cittadini, non lo raccontate solo in quest'Aula, perché i cittadini lo sanno bene cosa si aspettano da noi, e noi siamo pronti a cercare di fare qualsiasi cosa per dare le risposte ai territori. È chiaro, probabilmente avremo bisogno di molti più fondi, visto che come si diceva prima, le opere infrastrutturali in questi ultimi decenni sono state abbastanza trascurate e prese così alla leggera. Però noi dobbiamo fare quanto in nostro potere per cercare di agevolare quelle progettualità che sono già pronte per la messa a terra delle infrastrutture. Abbiamo necessità ovviamente quindi di andare a sburocratizzare, come abbiamo detto, e non c'è niente di male, e non è vero assolutamente che con questo mancheranno i controlli, non è vero che andiamo a essere noi controllori, sarebbe una follia, una brutta storia che racconta l'opposizione ma che non trova riscontro in quanto scritto all'interno del decreto. Anzi, pensiamo che da un certo punto di vista ci sia sempre anche un pizzico di gelosia da parte delle opposizioni per quello che sta facendo questo governo e che loro, quando hanno governato, non sono stati in grado di fare. Per cui noi confermiamo la fiducia al governo e siamo pronti a votare questo decreto come abbiamo sempre fatto, perché è coerente col nostro programma elettorale ed è in coerenza con quello che la Lega dice da sempre di fare. Ringrazio ancora una volta il vice ministro Edoardo Rixi per aver seguito il provvedimento e il ministro Salvini per il lavoro che sta facendo per il nostro paese. Grazie. Qui Parlamento. In Roma tonight, oh, war bodies, we're the heroes, we are ready to fight. In the Colosseum, I'm messing on your Roma, I can feel the glances that slashes on my skin. Now here comes the lion, the one that's won in Roma. From the gates of circus, the games begin again. Now it's time, the crowd is screaming. We are the heroes of your deepest desire. Morituri,
te salutan, make us feel like we will never die. Oh, Quo Vadis, with the gladiators in Roma tonight. Oh, Quo Vadis, we're the heroes, we are ready to fight. Di nuovo a voi la linea. Oh, Quo Vadis, morituri te salutant. Grandissimo programma degli anni Grandissimo. 80. Quo Vadis, un programma nato dalla mente geniale di Maurizio Nichetti e Gabriele Salvatore Però con i l'hai gatti detto di in Nicolò. una maniera questo grandissimo, perché al venerdì senti già il sabato Sì, io mattina. sento già Senti l'aria già il di Pier sabato mattina. Vittorio. Grandissimo. Grandissimo Pier Vittorio. Grandissimo. Allora, perché avete ascoltato i Gladiators con Quo Vadis del 1984? Perché Quo Vadis era un programma che si ispirava alla Roma imperiale nelle televisioni berlusconiane degli anni 80. Noi invece alla Roma imperiale ci torniamo per davvero e ci torniamo con questa notizia che io ho letto sul Sunday Times qualche giorno fa, e cioè che a Pompei è stato presentato il Panis Quadratus. Panis Quadratus è il famoso pane a 8 spicchi, ma scopriremo nel corso del colloquio con la gradita ospite che tra poco ascolterete, che c'era anche con 6 spicchi. E questo Panis Quadratus era un pane che faceva parte della dieta degli antichi romani. E allora chi è che ha ricostruito la ricetta? Chi è che ha studiato per anni la possibilità di far rinascere i pani pompeiani? E questa archeologa si chiama Farrell Monaco e io ho avuto il piacere di intervistarla. Lei ha anche questo sito, tavolaromana.com, che vi invito a visitare, naturalmente tavolamediterranea.com, scusate, che vi invito a visitare, dove lei racconta le sue ricette, racconta le sue scoperte. Poi se volete potete anche acquistare il Panis Quadratus, perché chi lo fa anche una cosa socialmente rilevante proprio in quel di Pompei. Allora, l'intervista naturalmente è in inglese, Farrell parla un po' di italiano, ma abbiamo preferito registrare in inglese. Quindi voi ascolterete la domanda e la risposta, dopodiché io e Lorenzo vi leggeremo la traduzione in italiano. Natalia, vai pure. My guest this evening is Farrell Monaco. She's an award-winning classical archaeologist and food writer whose research centers on food preparation, bread in the Roman Mediterranean. She writes regularly on the role of food and food preparation in Roman daily life on her site, tavolamediterranea.com. And she publishes in both English and Italian. Farrell also written exclusively for Atlas Obscura and BBC Travel, and her work has been featured prominently by National Geographic, Popular Science, The Atlantic, the BBC, The Guardian, Telegraph, The Economist, Esquire Magazine, Sapiens Magazine, Saveur Magazine, and Milk Street. Let me tell you, well done, first of all. Okay, why are we here this evening? We are here because Farrell Monaco accomplished a mission impossible. She gave birth again to this thing we are going to show you on our video channel. Here it is, the Panis Quadratus. Here it is. This is the Pompeii bread, the Pompeian bread, which was carbonized into the ovens in the bakeries in Pompeii in 79 after done. And she resurrected this kind of bread, and she sells this bread. First of all, Farrell, why are you so in love with the Roman culture, and why did you decide to dedicate all your life loving and studying the ancient Rome and its customs, its food, and so on?
Good evening. Thank you for having me. You're welcome. One of the reasons why I'm so interested in Roman bread, I guess I could back it up initially by saying that during the beginning of my education in archaeology at the University of Leicester in Britain, I began a very general, broad, sweeping education. But as I moved through my degrees, I moved closer and closer to food, mainly because one of the first sites that I worked at through a practicum was at Monte Testaccio in Rome. And so we were working on excavating amphora potsherds. And while the team that was there working were interested in trade and modeling trade in the Mediterranean, I was actually interested in the oil inside the vessel. Nobody seemed to care about what it tasted like, if it was used to clean the skin, if it was used as lamp fuel, or if it was used in food. So the sensory aspects of food trade and food ways and food culture began to become very important to me. And then as I started to move more into bakeries and looking at bakeries and milling and the technologies therein, I became more interested once again in the bread, in what some people would consider to perhaps be mundane, daily bread, the food of the average Roman. But when we actually turn that on its side, food in the everyday to the Romans and to us governs us. It governs our schedule. It governs our conversation. It governs our palates. We have specific foods and meals that we enjoy. We have comfort foods like bread, and the Romans were no different. So I wanted to study the breads more specifically because they're incredibly complex. We don't see some of these forms now in the modern day. They had their function in Roman society, anything from diet to ritual purposes. And there is a gap in the scholarship when it comes to Roman bread. So I decided, well, I'm going to jump in then, and I'm going to do my best to fill that gap. And I see you did. Stop, ecco qua. Allora, questo è l'inizio della nostra conversazione. Cosa ho detto io? La mia ospite di stasera è Farrell Monaco, archeologa classica pluripremiata, scrittrice specializzata in gastronomia, la cui ricerca si concentra sul cibo, la sua preparazione, il pane nel Mediterraneo romano. Scrive regolarmente sul ruolo del cibo e della sua preparazione nella vita quotidiana romana sul suo sito tavolamediterranea.com. Pubblica sia in inglese che in italiano. Farrell ha anche scritto in esclusiva per Atlas Obscura, BBC Travel. Il suo lavoro è stato ampiamente presentato da National Geographic, Popular Science, The Atlantic, BBC, The Guardian, Telegraph, The Economist, Esquire, Sapiens, Saveur e Milk Street. Innanzitutto complimenti. Bene, perché siamo qui stasera? Siamo qui perché Farrell Monaco ha portato a termine una missione impossibile. Ha dato alla luce di nuovo questa cosa che vi mostreremo nel canale video e che chi ci sta seguendo sul canale video ha già visto. Eccolo, è il Panis Quadratus, è il pane di Pompei che è rimasto carbonizzato nei forni dei panifici di Pompei nel 79 d.C. e poi lei ha riportato in vita questo tipo di pane e lo vende anche. Prima di tutto, Farrell, perché sei così innamorata della cultura romana e perché hai deciso di dedicare tutta la tua vita ad amare e studiare l'antica Roma, i suoi costumi, il suo cibo e così via? Buonasera, tanto grazie per avermi invitato. Prego. Grazie, prego. Uno dei motivi per cui mi interessa tanto il pane romano, credo, è che all'inizio dei miei studi di archeologia all'Università di Leicester in Gran Bretagna ho intrapreso una formazione molto generale e ampia. Man mano che progredivo nei miei studi mi sono avvicinata sempre di più al cibo, principalmente perché uno dei primi siti in cui ho lavorato come tirocinante è stato Monte Testaccio a Roma. Stavamo lavorando allo scavo di frammenti di anfore e mentre il team che era lì era interessato al commercio, alla ricostruzione degli scambi commerciali nel Mediterraneo, io ero interessata all'olio contenuto nei recipienti. A nessuno sembrava importante che sapore avesse, se fosse usato per pulire le pelle, o come combustibile o per le lampade come alimento. Gli aspetti sensoriali del commercio alimentare, delle abitudini alimentari, della cultura del cibo cominciarono ad assumere per me un'importanza fondamentale. Poi, quando ho iniziato ad approfondire il mondo dei panifici,
studiando i processi di macinazione, le relative tecnologie, il mio interesse si è riacceso per il pane, per quello che alcuni potrebbero considerare un alimento banale, il pane quotidiano, il cibo del romano medio. Ma se consideriamo la questione da una prospettiva diversa, il cibo per i romani, come per noi, è ciò che ci governa, regola i nostri ritmi, regola le nostre conversazioni, regola i nostri gusti. Abbiamo cibi e pasti specifici che ci piacciono. Abbiamo cibi che ci danno conforto, come il pane, e i romani non erano diversi. Quindi volevo studiare i pani in modo più specifico perché sono incredibilmente complessi. Alcune di queste forme non le vediamo più ai giorni nostri. Il pane romano aveva una funzione nella società che spaziava dall'alimentazione a scopi rituali. Esiste una notevole lacuna nella ricerca accademica in merito al pane romano, così ho deciso di intervenire e di fare del mio meglio, scusate, per colmare questa lacuna. Andiamo avanti, Natalia. Did a research which also stemmed from the original Pompeii Park. What did you find? What was the beginning of all your research in order to find the most precise or the most possible recipe of Panis Quadratus? So what I did initially was I studied the lobes in the laboratory, the restoration laboratory at the Museum of Archaeology, the Museo Archeologico Nazionale di Napoli. And There are about 81 lofts, I argue. Am yes, I so right? there, 81. yes, in 1862, 81 lobes were found locked inside of an oven at the bakery of Modestus at Pompeii. Whether they were left in a baking formation or whether they were just put in the oven to be secured for the bakers to come back for after the eruption, we're not certain. They But hope so. yeah, but and they stayed there for another, 1700 odd years for us to discover, for archaeologists to discover, and it was Fiorelli who discovered them himself. It within the archaeological record now, I would say that there's maybe half or less are left, as you would expect over the last 150 odd years. Many have crumbled or fallen apart. So the ones that I studied, there were 6 to 8 of them that I studied in the lab at the Man, and I studied the form, the wedge lines, the spici, the belt line around it, because it is so unusual, and I became quasi-obsessed with figuring out how does the form speak to its function. Why is it shaped like this? Why didn't they just throw it in the oven as is and just make a nice round loaf? It had to be sectioned and it had to have restriction around its sides, right? So I went to work for a good number of years, recreating it over and over and over, hundreds and hundreds of loaves, burning them in my oven, in my wood-fired oven in the backyard, to basically try to reverse engineer a recreation. So naturally starting from scratch, but then burning it and failing until I eventually got it right. One of the trickiest aspects of that loaf is the concave cavity on the top of it. Yeah, You'll it's really notice that strange. it's so strange, right? Because the you know, bread is going to pump out as it Exactly. bakes. exactly. So you have, and my theory behind this is Ecco, a questo punto io ho detto, vedo che hai condotto una ricerca che è partita anche dal Parco Archeologico di Pompei. Cosa hai scoperto? Qual è stato l'inizio di tutta la ricerca per trovare la ricetta più precisa o più possibile, più plausibile del Panis Quadratus? Lorenzo, sei muto. Natalia. Quello che ecco. quello che ho fatto inizialmente è stato studiare le pagnotte nel laboratorio, il laboratorio di restauro del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ci sono circa 81 pagnotte, secondo me. Sì, nel 1862 81 pagnotte furono ritrovate chiuse all'interno di un forno nel panificio di Modesto a Pompei. Poi
Non sappiamo con certezza se fossero state lasciate in una configurazione di cottura o se fossero state semplicemente messe nel forno per essere conservate in attesa che i fornai le recuperassero dopo l'eruzione. Almeno così speravano. Sì, ma sono rimasti lì per altri, sai, circa 1700 anni prima dei giorni odierni, prima che gli archeologi li scoprissero. Ed è stato Fiorelli a scoprirli personalmente. Secondo i reperti archeologici attuali direi che ne è rimasta forse la metà o anche meno, come ci si aspetterebbe dagli ultimi 150 anni. Molti sono crollati o si sono disintegrati. Quindi quelli che ho studiato ce n'erano circa da 6-8, che ho studiato nel laboratorio di Man, del Man, e ho studiato la forma, ho studiato le linee a cuneo, il foro per il vomere, la linea della cintura intorno, perché è molto insolita. E sono diventata quasi ossessionata dal capire come la forma comunicasse con la sua funzione. Perché ha questa forma? Perché non l'hanno semplicemente infornato così com'è per fare una bella pagnotta rotonda? Doveva essere diviso in sezioni e doveva avere delle restrizioni sui lati, giusto? Così mi sono messa al lavoro per un bel po' di anni ricreandolo più volte, centinaia e centinaia di pagnotte, cuocendolo nel mio forno a legna in giardino, per cercare fondamentalmente di ricostruirlo a ritroso. Quindi, naturalmente, partendo da zero, ma poi bruciandolo e fallendo, finché alla Abbiamo fine... perso Lorenzo. Ecco. Ma poi bruciando e fallendo, finché alla fine non ci sono riuscita. Mi Una degli sentite? Sì, ora sì. Uno degli aspetti più insidiosi, prego. Uno degli aspetti più insidiosi di quella pagnotta è la cavità concava nella sua parte superiore. È davvero strana, è stranissima, vero? Ecco appunto, perché adesso due piccole note a margine. Fiorelli è l'archeologo che ha istituito la tassa d'accompagnamento per i visitatori. È stato lui che ha creato le visite guidate e il parco archeologico di Pompei. E la seconda cosa è che questa forma di pane, voi dovete pensare che cioè in qualche modo viene bloccata un po' come la forma del panettone, solo che però per bloccare i bordi di questo pane e tenerlo basso si usa una corda, un cordino di spago e tra poco Farrell ci spiegherà perché. Vai pure Natalia. There's a cord tied around the edge, the round, and it's left in while baking because the lines on the side of it are so pronounced on the archaeological loaves that it's evident that they were left in while baking, because if you'd just created a line and or a indentation and you put it in the oven, like you said, once again, the oven spring would just punch it out, right? Sure. Even though it is a dense loaf, it has a low hydration, right? We know this because those indentations stayed intact. But so you have this restriction around the belt line, and you have the wedge lines on top. You get a knife that's punctured it in the center, which is for the steam vent. That's easy. It's to let a little bit of steam out so the loaf doesn't split. And it's also to make sure that the loaf's core bakes thoroughly. But that concave cavity, the drop that is present on the top of every single one of those loaves, and it is also present on the sculptural versions of these loaves in Rome, where you see them, you know, in Ostia, and you see them in some archaeological museums in Rome. So many scholars thought, you know, this is on YouTube, and this is conversation basically that happens informally, not in publications. But people thought that it was because the lobes were overproofed and that they just collapsed, and it collapsed in the center. But what my research found was that no, it can't be overproof, because if it was, the whole thing would collapse and pancake like a flat cake. It would just go, Sure. and it would swallow that cord, and it would just be flat, and the indentations would die out, right? So you have this cavity on top that helped me to then figure out what organic tool was used to make the wedges, i spicchi, because that cavity had to be formed by a hand. It had to be formed by pressure, downward pressure. And so if there's pressure that is being applied to the center of the panis quadratus loaf, it must have been to push something down.
And so if you're pushing down the instrument that is used to make the lines in the top of it, why would you use your palm? You would use it to prevent it from snapping, Sure. right? You would use it to keep it stable, and maybe you would push this side, then this side, push that side, then this side, right? So perhaps they were using a fragile instrument like a section of a reed or a willow withy, or even a piece of basketry, because bakeries had so many baskets that they would fill for bread, whether it's to go to the market or if it's to give to the state. Bakeries used a lot of baskets. So I figured it probably was a recycled willow withy for baskets, or it was a reed, but it was snappable. So something required additional pressure in the center to make sure that if you did this, that it wouldn't go and snap. It was a kind of a... Ecco, allora, infatti, Farrell aveva detto appunto che uno degli aspetti più strani della pagnotta romana è la cavità concava nella parte superiore, davvero strana. E allora io le ho risposto, è strana perché il pane si gonfierà durante la cottura. E lei mi ha risposto così. Esattamente, quindi sai, è la mia teoria che c'è una corda legata intorno al pane rotondo e viene lasciata dentro durante la cottura, perché le linee sui lati sono così pronunciate sui pani archeologici e che è evidente che venivano lasciate dentro durante la cottura, perché se si fosse creato solo una linea o un'indentazione e l'avessi messa in forno, come hai detto, ancora una volta la molla del forno l'avrebbe semplicemente spazzata via. È giusto? Anche se è un pane denso e ha abbastanza idratazione, giusto? Lo sappiamo perché quelle indentazioni sono rimaste intatte, ma quindi hai questa restrizione intorno alla linea della cintura e le linee a cuneo in alto. Prendi un coltello che è stato forato al centro, che è per lo sfiato del vapore, è semplice, serve per far uscire un po' di vapore in modo che il pane non si spacchi e serve anche per assicurarsi che il nucleo del pane cuocia bene. Ma quella cavità concava, la goccia presente sulla parte superiore di ogni singolo pane, è presente anche sulle versioni scultoree di questi pani a Roma, dove li si può vedere a Ostia e lì puoi vedere in alcuni musei archeologici di Roma. Quindi molti studiosi pensavano, questo è addirittura su YouTube, che questa è fondamentalmente una... È un dibattito informale, un dibattito informale che avviene informalmente, non in pubblicazioni, cioè quindi non è presente in pubblicazioni, ma la gente pensava che fosse dovuto al fatto che i pani fossero stati lievitati eccessivamente e che semplicemente questi collassassero collassando al centro. Ma quello che la mia ricerca ha scoperto è che no, non può essere stato lievitato eccessivamente, perché se lo fosse stato, l'intero impasto collasserebbe e si appiattirebbe come una torta piatta, inghiottirebbe quel cordone e sarebbe semplicemente piatto e le rientranze scomparirebbero. Quindi c'è questa cavità sulla parte superiore che mi ha aiutato a capire quale strumento organico è stato usato per fare gli spicchi, perché quella cavità doveva essere formata dalla mano, doveva essere formata dalla pressione, una pressione verso il basso, e quindi se c'è una pressione che viene applicata al centro della pagnotta, del panis quadratus, deve essere stata per spingere qualcosa verso il basso. E quindi se stai spingendo verso il basso, lo strumento che viene usato per fare le linee sulla parte superiore, perché in questo caso dovresti usare il palmo della mano? Lo useresti per evitare che si spezzi? Lo useresti per mantenerlo stabile? O forse spingeresti questo lato, poi quel lato, spingeresti quell'altro lato, poi quest'altro lato? Quindi forse stavano usando uno strumento fragile come una sezione di canna o un ramo di salice o persino un pezzo di vimini, perché i panifici avevano così tanti cesti che riempivano di pane sia per andare al mercato sia per donarlo allo Stato. I panifici usavano molti cesti, quindi ho pensato che probabilmente fosse stato un ramo di salice riciclato per i cesti o era una canna molto fragile. Quindi era necessaria una pressione aggiuntiva al centro per assicurarsi che faceva così, che non si rompesse.
Ecco, sostanzialmente cosa sta dicendo qui Farrell Monaco? Sta dicendo che siccome questo pane era diviso a spicchi, quando veniva cotto naturalmente gonfiava lievitando. Per riuscire a tenerlo basso lo si bucava molto probabilmente con un coltello e i segni di queste coltellate o comunque di questo buco si vedono anche nelle statue romane che voi potete vedere a Ostia, o a Roma stessa, dove ci sono comunque dei pani che sono stati scolpiti. L'altra cosa che lei si è chiesta è, d'accordo, lo buchi e lo tieni basso, però come fai a dividerlo in spicchi? Come fai a dividere la forma in 8 spicchi? Allora l'utensile che è stato probabilmente usato, secondo lei, è stata o una canna, un pezzo di canna, oppure un pezzo di vimini, sapete questa roba che si usa per fare la pasta al ferretto, no? Avete presente quei rametti che si usano per fare la pasta al ferretto fatta in casa? Ecco, una cosa del genere per poterlo suddividere in 8 spicchi e garantire così che, diviso in questo modo, il pane non si rompesse durante la cottura e non si spaccasse. Adesso io le dico una cosa, cioè le dico in pratica era un cibo ergonomico ed era un po' come il cioccolato militare, perché era facile da trasportare, facile da dividere, soprattutto immediatamente nutriente. State a sentire, vai Natalia. Of ergonomic food. It was prepared in order to be divided between people and served on top of the table. Exactly. It's kind of how can we say It's a user-friendly bread. Yeah, it's pre-segmented. Yeah, it doesn't require pre-segmented. a knife. You break it into, for the most part, 8 sections, but there are others, like at Herculaneum, there's a 6-section bread. There's also 4s, but you break it into 8 sections. The beautiful part of that, though, is it also tells us that that section, which contains approximately 350 calories, right, of carbs, of carbohydrates, that is a dietary contribution of carbohydrates. So if you eat one of those a day, you're getting 350 calories of carbs. If you eat 2 segments a day, you're getting 700. So that allows us also to study the Roman diet in a really unique way, because let's say that those breads were the primary way for people to get carbohydrates, then you're looking at calorific contribution to the diet in those segments as well. Well, in a certain way, it lets me think about the military chocolate. Hey, same thing. Yeah, like a ration. Yeah, like a K ration. Yeah. This is the idea. It's a It makes metric. me think about this kind of use of the panis quadratus. Look, where did you find, or how could you find a possible recipe? What did you do to reconstruct it? Yeah, so my recipes are an estimation again, and largely they're composed to study mainly flour ingredient versus water absorption, very minimal with the Panis quadratus loaves, as well as the grade. Like the grades are important to my research, because if you only took the bran out, right, because the Romans used various types of sieves, as Pliny tells us, there were several grades, there were 4 grades of flour, right? So if, let's say hypothetically, that the bakeries worked fast and they only took the bran out, then you're dealing with a grade that's approximately what, 85%, or somewhere close between 85 and 90% of flour in seconds. The bran is gone. That affects the texture. It affects the crumb of the loaf. It affects the water absorption, right? So if it were a fine flour, the floss, for example, or the pollen, which is the last grade, the finest, whitest luxury grade of either durum or common bread wheat, it absorbs more flour, right? Or it absorbs more water and it becomes more gummy, right? So those things were what I had to try to figure out to create that durable, low hydration loaf that would retain the indentations and the stamp, right? It has to retain everything. So it has to be a certain quality. If it's of a higher grade flour, or like a finer grade like floss,
it would be much softer, and it wouldn't hold the indentations as much as a high extraction flour would, which would just have the bran taken out, right? Because you still have coarse inclusions that are still present. 1940. Ecco, in questa parte, quindi, come avete sentito, io le dico, si trattava insomma di questo panis quadratus come una sorta di cibo ergonomico ed era preparato per essere diviso tra le persone e servito sul tavolo. Un pane user friendly, facile da usare, ho detto io. Tra l'altro mi scuso con voi perché la traduzione in effetti in certe parti doveva essere rivista. Comunque, sì, questo pane è già suddiviso in segmenti e non serve il coltello. È diviso per lo più in 8 parti, ma ce ne sono altre di pagnotte, come quelle fatte e ritrovate ad Ercolano, in cui si ritrova del pane diviso in 6 sezioni, anche da 4, però si possono ovviamente smezzare. La cosa bella però è che ogni spicchio di questo pane contiene circa 350 calorie di carboidrati e rappresenta il contenuto alla dieta quotidiana. Quindi se ne mangi una al giorno stai assumendo 350 calorie, se ne mangi 2 ne assumi 700. Questo permette di studiare la dieta romana anche in maniera unica, perché supponendo che il panis quadratus fosse la fonte principale di carboidrati, allora anche stiamo valutando anche quale contributo desse alla dieta dei romani. E io ho detto, tutto questo mi fa pensare insomma a una sorta di cioccolato militare, quindi molto facile da trasportare, da consumare, che dà subito energia. Dice lei, sì, una sorta di razione, una razione K. Dice, questa è l'idea, mi fa pensare, e io le ho risposto, questo mi fa pensare all'uso del panis quadratus. Come hai potuto ricostruire la ricetta? Ho chiesto. E lei mi ha detto, dice, guarda, sostanzialmente è una stima, in gran parte parto dallo studio dell'ingrediente della farina e il suo rapporto in merito all'assorbimento dell'acqua. Nel caso delle pagnotte di panis quadratus è una farina che assorbe poca acqua e poi guardo anche la granulometria, cioè quanto è fine la farina, perché diciamo così, eccetto i romani usavano vari tipi di setaccio. L'obiettivo principale quando si setacciava la farina era rimuovere sostanzialmente solo la crusca, quindi è una farina molto grezza quella che veniva utilizzata dai romani. C'erano 4 tipi di farina, come ci dice lo stesso Plinio, con 4 tipi di densità. E se ipotizziamo che i panifici di allora, per lavorare più rapidamente e produrre pagnotte in quantità, usassero solo un setaccio fine il giusto per estrarre solo la crusca dalla farina, e allora stiamo parlando di una farina con una granulometria dell'85-90%. E questo influisce naturalmente sulla consistenza, sulla mollica del pane e sull'assorbimento dell'acqua. Se invece fosse una farina più sottile, è chiaro che imbevendosi di acqua richiamerebbe e assorbirebbe molta più farina e di conseguenza il pane diverrebbe molto più gommoso. E quindi l'obiettivo che lei si è data era capire perché questo pane fosse così resistente e consistente e soprattutto come riuscisse a mantenere la suddivisione in spicchi senza spezzarsi e mantenendo la sua unità. E allora di che farina è? È una farina probabilmente, diciamo così, una farina abbastanza grezza, non è una farina 00, non è una farina estremamente lavorata, è una farina molto grezza e in particolare questo permette di mantenere la forma, la suddivisione in spicchi e naturalmente si vede che in ogni caso è una farina che dà anche una mollica abbastanza grossolana. Vai pure, Natalia. 47 years after the Pompeii disaster, how does it taste, this bread? Okay, so what I did a few weeks ago for the
Fiera dell'Archeo Agricola del Territorio Mediterraneo at Pompeii was I worked off of a recipe from Philostrato, from Philostratus. Filostrato Who- in Italian, yeah. Yeah, and he wrote about a zenia. He wrote about a painting with 8-part bread on it. And he said, there is no need for relish. This 8-part bread already contains fennel seed, poppy seed, and parsley. So I took that and I combined it with what I understand to be the flour grade, the water contribution, like the ratio, the low hydration water contribution into it, to make a very dense, compact loaf of bread, but flavorful when you add those herbs and spices into it. So the interesting thing about it, and what I've learned about basically the compact nature of it, is it's like pane rustico. It lasts 7 days because it's not soft. It's very hard. It's like rye almost. And you Sure. break it apart and it's still good 2, 3, 4 days on. At 5, 6, 7 days, then you just soak it in olive oil, or you soak it in broth, or you soak it in honey or milk, or wine, like the Romans did. As it gets drier, you still eat it, but you soak it in different types of Wonderful. liquids. And what I thought was very unique about it was it differs so much from North American bread culture, where the bread is largely soft. You throw it out after 3 days, but you throw half of it out. Whereas the Italians are well used to using bread as it gets a little older, staler. You bake it twice, like friselle, Sure. and you still use it when it's dry. You don't throw it out. It's perfectly good, and it's fine to consume if it's five days on. You don't have to bin it, And it's also kind of a mean in order to avoid the food waste. Exactly. The most important. Ecco, a questo punto le ho detto Farrell, ma dopo 1947 anni dal disastro di Pompei, che sapore ha questo pane? E lei mi ha detto, io sono partita intanto dal lavorare su una ricetta di Filostrato. Lui aveva scritto di un disegno, di un dipinto con un pane diviso in 8 spicchi. E lo ha presentato qualche settimana fa alla fiera archeologica del territorio mediterraneo, in quel di Pompei. Filostrato aveva scritto che per questo pane non c'era bisogno di condimento. Questo pane diviso in 8 spicchi contiene già semi di finocchio, semi di papavero, semi di prezzemolo. Ho preso questi ingredienti, li ho combinati con quella che ho capito essere la qualità della farina, la quantità di acqua, il rapporto, soprattutto la bassa presenza di acqua, per ottenere una pagnotta che fosse molto densa e compatta, ma saporita. La cosa più interessante è che questo pane ha la consistenza compatta tipica del pane rustico. Dura 7 giorni perché non è un pane morbido, è un pane in realtà molto duro, è quasi come il pan di segale. Lo spezzetti si conserva bene per 2, 3, 4 giorni, anche una settimana. Poi lo puoi mettere a bagno nell'olio d'oliva, nel brodo, nel miele, nel latte o nel vino, come facevano i romani. A mano che riprende consistenza, lo si può mangiare e lo si può immergere anche in altri tipi di liquidi, di bevande. Ciò che ho trovato davvero unico è la sua grande differenza rispetto alla cultura del pane in Nord America, dove il pane è per lo più morbido e lo si butta via dopo 3 giorni e ne butti via la metà, mentre invece gli italiani sono abituati a usare il pane anche quando è un po' più vecchio e un po' più raffermo. Lo cuociono 2 volte, come nel caso delle friselle, e lo usano anche quando è secco, non devi buttarlo via. Resta buono, lo puoi mangiare anche dopo 5 giorni, non c'è bisogno di buttarlo. È anche una sorta di prodotto che evita gli sprechi alimentari. Come vedete, è un'idea in realtà molto all'avanguardia. Avanti che andiamo alla conclusione dell'intervista. Look, what's your next project and where can we find your Panis Quadratus? So in the United States, I bake it and I sell it through a food distributor called Goldbelly, and they ship using UPS overnight
within North America. Because of food and agricultural laws, I can't ship outside of North America. But so I ship it here, and it's very popular. But what I do with the proceeds is, because that bread is very well recognized, it's iconic, and it's specific to the food heritage of Pompeii, the modern town. All the proceeds from it go to an organization in Pompeii called Prendiamoci per Mano, and it's an organization for adults with Down syndrome and for their day programs. So I like to put that money back into the Wonderful. community of Pompeii. Yeah. And then, so my next project, I'm writing my PhD, which I'm working on right now, but I'm also writing my book at exactly the same time. So I'm hoping to have my book out, which will be a simplified version of my PhD with a lot of photographs and short essays, as well as recipe estimations on how to make things, but will appeal to the public in a way that will be much easier than reading a PhD, for example. It'll be So very pretty. let's I kindly ask you to make me a promise. When your book is due, please come back. I will, happily. Thanks a lot. Okay. Thank you. Thank you for your time, and You're so welcome. hope to hear from you soon for your new book. Thanks a Thank lot. you very much. I appreciate it. I'll put Radio Libertà on my iTunes right now. Thank you. Ciao. Ecco, e mentre abbiamo conquistato anche un'ascoltatrice, tra l'altro mi ha appena scritto che ci sta ascoltando in diretta da Pompei, quindi hello Farrell, thank you. Le ho chiesto appunto qual è il suo prossimo progetto e dove possiamo trovare questo Panis Quadratus. Lei dice che negli Stati Uniti lo prepara col suo forno, lo vende con un distributore di prodotti americani chiamato Gold Belly, che con il corriere spedisce con consegna il giorno successivo. È chiaro che lei, con le normative che ci sono alimentari e agricole, non può spedire fuori dal Nord America. Il fatto è però che quanto lei fa con il ricavato delle vendite di questo pane, che peraltro è molto apprezzato, viene devoluto a un'organizzazione di Pompei che si chiama Prendiamoci per Mano. È un'organizzazione per persone con la sindrome di Down e per i loro programmi di sviluppo, e quindi le piace reinvestire questi soldi che lei guadagna con il Panis Quadratus per la comunità di Pompei. Il suo prossimo progetto è la stesura della sua tesi di dottorato, ci sta lavorando, ma sta scrivendo anche il suo libro di cucina e di cultura romana. Lei spera di pubblicarlo molto presto. Sarà una versione ovviamente semplificata del suo lavoro accademico, con molte fotografie e brevi saggi, oltre a indicazioni sui tempi di preparazione delle ricette. Per cui le ho chiesto, quando uscirà il suo libro, di tornare qui da noi. Lei ha detto che lo farà volentieri e la ringrazio ancora una volta della sua cortesia e della sua disponibilità. Io voglio ringraziare anche il nostro Lorenzo, che si è fermato a fare la sua parte questa sera. Grazie Lorenzo. Grazie a te. Penso che era più chiara la nostra archeologa della traduzione, non della tua traduzione, della traduzione, perché era da rivedere. Io non la sentivo molto bene, però l'ultima parte l'ho sentita, devo dire la verità, a parte la bellissima voce, ma anche, insomma, ha spiegato molto bene. Che dire, ordiniamo subito il pane di Pompei. Direi che potremo fare una bellissima cosa, e quindi all'Oesterfest gustarci e parlare, magari bevendoci un vino della zona, di questo pane di Pompei. Vediamo un po' se riusciamo, tanto visto che viene spedito, quindi potremo anche, tanto facciamo anche una buona azione, perché alla fine dei conti fa in beneficenza, quindi tanto compra sto pane di Pompei e portalo giù, dai. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, grazie Lorenzo. Adesso vi lasciamo ad Ale Musella e a Roberta Volpe, l'artista di questa settimana in quel di Dubai, Emirati Arabi Uniti. Alla fine ci saluteremo con Amy Stewart, You Really Touched My Heart del 1979. Domani alle 8 il grandissimo Pier Vittorio Scimia, ecco, con la rassegna ci manderà stampa. A cagare prima o poi, lo sai. No, Scimia, non credo. È troppo bravo. È troppo bravo. Insieme anche a Matteo De Sio, e poi alle 9 sei una merda, sei un po' una merda. Amen. Alle 9:30 ci sarà come sempre liberamente il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti,
A seguire io e Alex Cereda col garage dell'Alfista ricorderemo l'immenso Alex Zanatti. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Buonasera. E allora, per questo nostro appuntamento di oggi, venerdì 8 di maggio, con l'arte, il nostro Ale Musella, vedete che accanto a sé ha questa importante e brava ospite che abbiamo sentito nominare più volte, quindi lupus in fabula verrebbe da dire, e che è Roberta Volpe. Buon pomeriggio. Come, scusa? Più che lupus, Volpes. Mi sembra giusto. Vulpis. E allora, buongiorno, buon pomeriggio. Che orelli? 2 ore in più, per cui sono le 13. Allora, buon pomeriggio, buon pranzo, perché immagino che tra poco andrete anche a mangiare, o no? Sì. Qualcosina. E allora, io vedo una bellissima pala, perché è un trittico, mi è stato spiegato, una bellissima pala che ha realizzato la nostra Roberta. Intanto, Roberta, ma tu com'è che nasci artista? Raccontaci un po', perché tu nella vita fai anche l'insegnante. Sì, allora, sono qui a Dubai come insegnante di arte, però mi sono trovata a Milano, ho studiato scenografia a Brera e poi ho vissuto 10 anni a Londra e quindi ho una formazione sul teatro, diciamo, come background, sì, perché nasco come scenografo, però ho sempre amato la pittura, l'arte, quindi sono anche scenic artist, cioè pittore scenografo, dove ho fatto il mio internship al teatro alla Scala e quindi diciamo che porto quello che è il mio background per il teatro nei miei quadri, quindi diciamo che alla tua domanda ho sempre dipinto, però in forme diverse. Tra l'altro, quando ci siamo conosciuti, perché appunto lei è qua da 1 anno e mezzo a Dubai, abbiamo già iniziato, abbiamo anche avuto dei momenti di scontro, perché tu lo sai, nel momento in cui io inizio e credo in una persona, personalità, cioè io gli dico qualcosa, lei può essere d'accordo o non d'accordo, però poi dopo troviamo sempre la quadra, capito? Perché la creatività deve sempre arrivare dall'artista, io non posso imporre determinate cose. Ma questo qua dietro, che questo trittico, che è molto bello, che come hai intitolato? City of Gold. Per cui la città dell'oro, ok, sotto diversi punti di vista, ha iniziato a usare dei colori differenti, perché lei, essendo molto agganciata appunto al teatro, è molto culturalmente molto preparata. Sai, il teatro è comunque una nicchia, per cui è una bellissima nicchia. Attenzione che Timothée Chalamet è andato ho detto che è una nicchia, cioè, vedi che già rompe. Allora, comunque è una nicchia e in quanto tale lei comunque è molto preparata. Allora anche i colori che utilizzava, almeno quando io l'ho incontrata, erano molto scenografici, legati proprio alla quinta, per cui al rosso, al porpora, all'oro, ok, al gold in sé, che da una parte sono belli perché comunque raccontano un'atmosfera, dall'altra però gli ho detto andiamoci un po' più di respiro. Ho visto delle sue opere che avevano un azzurro e vista la situazione che stavamo vivendo a Dubai ho detto perché non provi a dedicarti, non riesci a utilizzare dei soggetti che siano legati al mondo arabo, però non in maniera faziosa, per cui questo è un trittico dove c'è il museo del futuro, 2 palazzi che sono lì dietro, il falco come sempre, poi avremo il Burj Khalifa e il Burj Al Arab, per cui sono 3 situazioni architettoniche che rappresentano Dubai, però all'interno delle quali andiamo a raccontare invece la tradizione, il falco, il cavallo, per cui sarà molto bello e io sono molto soddisfatto perché attraverso questo tipo di tecniche, questo tipo di lavoro, ho visto veramente la sua tecnica. Perché attenzione, quando tu vedi dei disegni, dei dipinti, delle opere già fatte, ti perdi un pochino la fase produttiva. Invece qua, infatti sto scrivendo un testo e poi dopo farò un video che sarà cumulativo di tutte le fasi della realizzazione, perché quello che manca oggi alle persone è capire come si arriva a questo. La gente pensa che adesso ci si arrivi così, non è così. Infatti quest'opera qua di Roberta mi aiuterà tanto a raccontare la sua tecnica, quindi sono molto soddisfatto. Allora, ok, c'è stato un po' di scontro all'inizio.
Ma perché penso che appunto ho una personalità, però parlando con Alessio, vedendo la sua esperienza, ascoltando, per cui sempre mettersi in discussione penso sia importante, ho seguito il suo consiglio perché comunque a me piace usare dei colori più brillanti, però ovviamente se nel mio background ho spesso dipinto appunto soggetti sul teatro, le ballerine, il rosso, l'oro, il nero sono comunque colori molto importanti. Questo quadro su Dubai, sì è vero, su quello che è stato il tuo consiglio, il discorso di Ampliare. ampliare, è anche nato però sinceramente da leggere dei commenti molto brutti ultimamente sui social, su Dubai, su quello che sta succedendo, come vengono dipinti gli Emirati, cosa che non è assolutamente vera. E leggi sotto, propaganda e cose. No, cioè io amo Londra, ho sempre detto, sono grata a questo paese perché appunto sono venuta qua come insegnante e è un paese bellissimo, cioè, ed è molto aperto a livello interculturale, cioè tutto quello che viene detto su Dubai, sugli arabi, è un'ignoranza pazzesca. Quindi ho proprio voluto fare questi tre quadri come manifesto omaggio esatto agli Emirati. È una cosa che ho proprio sentito, cosa che mi sono resa conto che pur amando così tanto Londra, ho fatto solo un quadro che è molto piccolo su South Bank, che è la mia zona preferita di Londra. Non ho ancora fatto un quadro su Londra, ma su Dubai 3 quadri. Allora, il bello di questa situazione di guerra non c'è mai niente di bello, ok? Però in questo caso invece si è trovata un'unità di popolo, quello che alcune volte manca in Italia. Adesso poi non voglio entrare nelle affermazioni politiche, però qui anche gli expat, cioè quelli che sono qui, che qui sono in appoggio, vivono ma non sono locali, invece si sono sentiti proprio di voler difendere una realtà, una cultura che la gente non sa perché si ferma al qualunquismo o comunque allo stereotipo del lusso piuttosto che... Io sono andato a trovare a scuola lei, perché lei insegna poi ai bambini di 8 anni. Sì, alla primary school, 6, 9, 10 anni. E una scuola si chiama? Repton Dubai. Repton è una Dubai. delle scuole più established, cioè scusate, è una più antiche, diciamo 7 anni. E comunque arriva direttamente dall'Inghilterra. Quando sono andato a trovarla, a parte che è tutta costruita, mi ha ricordato Harry Potter, perché comunque Hogwarts, per cui ci sono le vie, molto movimentate, no? Per cui sono entrato in questo mondo dove mi sono tornato indietro perché mi sembrava tornare a scuola, perché poi ci sono le varie classi, no? Per cui quelli di 5 anni, quelli di 7 anni. Dalla primary va fino a 11, fino a high school. E per cui mi ha fatto vedere i suoi laboratori, lei insegna appunto arte ed è stato divertentissimo, per cui è molto piacevole, per cui anche il fatto di entrare in un mondo legato all'accademia o legato all'accademico ti fa capire che questa è una vita, cioè, qui si vive una vita tradizionale, una vita normale, ci sono le scuole, ci sono i supermercati, ci sono... Invece purtroppo, e questo l'ho detto tante volte, la gente si ferma sulla Lamborghini, sul ristorante. In questo momento di chiusura del lusso, il lusso è molto legato al turista che arriva per ostentare, poi dopo se ne va, perché chi vive qua non ostenta, vivo qua. Anche l'hai visto, anche stasera tra l'altro c'è sempre Home Gallery, cioè lei ormai è una ospite fissa, per cui in quello che tu avevi definito quelli della notte piuttosto che... Sì, esatto. Esatto, per cui lei è una di queste, capito? Per cui è questo che ci piacerebbe far capire anche attraverso l'arte. Io lusso zero, proprio, cioè sono veramente basica. Sì, lei anzi, sono dovuto arrivare io dopo 1 anno e mezzo che vivo qua perché era un po'... perché comunque come tutti gli artisti sto a casa in piedi, perché già stasera vorrei andare avanti, invece no, devo venire per fare public relation. Roberta, io stavo guardando il tuo account Instagram, ho notato a proposito dell'oro dei quadri in cui usi l'oro per dipingere dei caratteri giapponesi, mi ricorda anche un po'... che quello è il mio preferito. Io sono buddista. Sono buddista da più di 20 anni ormai e il buddismo ha veramente cambiato moltissimo la mia vita, ancora oggi per me è proprio un pilastro. E ho dipinto quel quadro dopo 20 anni di pratica, di cui ho anche un tatuaggio dietro il collo. Sì, ho notato anche quello. Esatto, è il carattere Myo di Nam-myoho Renge Kyo, che vuol dire Mystic Law, è in pratica quello che dice che, diciamo in 2 parole, non siamo noi e l'universo, noi siamo
Parte integrante l'universo stesso, esatto. Infatti, anzi, è anche la scienza che dice che siamo polvere di stelle, gli stessi elementi dell'universo sono dentro di noi. E quindi quel carattere lì ha un significato veramente profondo, e l'ho fatto proprio dopo 20 anni di pratica, una mostra che ho fatto a Taplo, che è il centro buddista che c'è in Inghilterra, e che è un castello. Sempre nei castelli vivo. Che tra È una l'altro, felicità. che tra l'altro è una delle cose che a me è piaciuta di più, perché lei è un figurativo, io lo chiamo figurativo onirico, ok? Perché a me il figurativo classico, quello della perfezione, che poi è iperrealismo, lei non è iperrealista, è figurativa, per cui ha un'ottima tecnica, ma non è quella caravaggesca, per dirti l'idea, che è invece quella legata al mondo dell'iperrealismo. Però dopo lì ti perdi un po', perché io lo chiamo invece onirico o comunque surreale, proprio perché anche questo gioco di ombre, questo sembra tutto molto definito, ma invece no, perché è un gioco di colori ed è anche un po' impressionista, perché per esempio il falco è fatto in modo tale che si definisca che è un falco da lì da lontano, però ti avvicini e capisci che sono delle pennellate, ma in quelle pennellate comunque ritrovi lo stesso animale. Per cui ho visto questa tecnica e infatti ho detto perché non ti metti mi piace molto la parte anche, come si dice, astratta, paradossalmente. C'era quella via di mezzo che mi rimaneva un po' qua perché era sempre monocolore, e se tu sai io nasco anche come interior architetto, per cui belle le cose ma devi anche poi riuscire a posizionarle, per cui non ti dico che soggetto fare, però ti posso consigliare un colore, perché altrimenti la bellezza del raccontare anche la passione dei colori del teatro, poi dopo devi anche piazzarla. Capito? Allora, se sei in una scuola di danza o in ambienti teatrali, trovi sicuramente il luogo, altrimenti rischi di essere messa da parte perché dicono bello ma non so dove metterlo, che è bruttissimo, però bisogna fare i conti anche con questo, capito? Per cui comunque in lei c'è questo excursus dove parte, non arriverà mai a fare il pop, perché comunque non è nelle sue corde, però per esempio adesso inizierà, e sono curiosissimo, mi fa una Marilyn, per cui una Marilyn con la sua tecnica e la sua preparazione sono veramente molto curioso, perché altrimenti la Marilyn è icona pop per antonomasia. Sono 100 anni, penso, quest'anno avevo letto. Sì, 2026, sì. Esatto, da quando è nata, ed è un'attrice che ha moltissimo, veramente. Riusciva a essere sensuale con l'innocenza splendida. Vero. Quindi io proprio voglio fare questo quadro per celebrarla. Sì. Roberta, se non sono indiscreto, perché da Londra fino a Dubai? Non credo per il clima. Beh, oddio, aiuta. Oddio. Non devo più guardare le previsioni, anzi, sono un po' quando le vedo in TV mi fa anche tenerezza, tipo che parla sempre del sole. Certo, non è più argomento di conversazione. No, esatto. Ma in realtà ero un po' stufa di tante cose di Londra rispetto al fatto che dalla Brexit Londra è cambiata completamente. C'è proprio stato un cambio di energia di tantissimo. Poi io con il teatro c'è stata anche molta crisi col Covid, e quindi insomma ci sono un sacco di opportunità per insegnanti, se appunto si va in scuole internazionali come appunto venire a Dubai, e ho deciso di fare questa esperienza, perché comunque appunto è in crescita Dubai, è un paese nuovo, con la mia formazione come italiana, che ho vissuto a Londra per 10 anni, venire qua a Dubai sono anche più interessante, diciamo. Londra è sempre nel cuore, però mi manca il teatro, perché penso che non trovi il teatro di Londra da nessuna parte, o vai a New York o Londra, appunto. Cioè, o per l'opera, vabbè, noi siamo la scala d'Italia non si tocca, però in generale però vedi anche questo qua, allora, noi ci siamo trovati molto d'accordo anche sul fatto che qua manchi un po' di cultura, no? Che non è un'accezione negativa, manca un po' di cultura europea o comunque legata al teatro, anche se poi se torniamo, cioè il vero teatro nasce comunque dall'ellenicità, per cui dalla Grecia, dal Mediterraneo, però è un'altra cosa, sono culture completamente diverse. Il teatro poi vuol dire comunque prosa, vuol dire comunque raccontare, vuol dire scenografia, vuol dire tutto quello che c'è dietro, no? Quello che invece adesso, perché ci sono certi paesi che sono nati più tardi a livello anche tecnologico o comunque anche a livello di apertura, per cui si danno per scontato, cioè, tu vedi il teatro, non capisci che c'è comunque ancora adesso lo scenografo dietro che deve lavorare, perché oggi pensi di schiacciare un pulsante, perché molti teatri adesso lavorano con il multimediale, per cui non c'è più il concetto della pittura. Invece quella è una cultura che va tramandata.
come nel mondo dell'arte va raccontato quello che c'è sempre dietro, quello che ti ho detto, no? Per cui lei è un bel ponte, tu sai che utilizzo sempre, anche perché The Bridge è la galleria, ma comunque per riuscire a raccontare questo connubio che arriva dall'anglosassone, per cui da un concetto anche abbastanza rigido e schematico sotto certi punti di vista. Non è che per antonomasia l'inglese è molto aperto, capito? Cioè, sa che deve arrivare lì, quella è la strada, È pragmatico. è pragmatico, cioè difficilmente va a fare le curve, no? Invece lei è italiana, per cui qua si è ritrovata, passando per l'Italia, ad avere un ruolo, perché poi dopo quando hai un ruolo istituzionale, perché comunque insegna dei bambini, hai anche una responsabilità. E allora diventa anche bello, perché lei mi ha detto, sai Ale, qua mi ringraziano per quello che io faccio per i bambini, a Londra non c'è stato mai uno che mi abbia detto grazie per l'esempio, capito? Thank you for teaching to my child. Che non erano... Io adesso non è che l'Inghilterra sia tutta brutta rispetto a, sinceramente, il fatto per esempio che sono italiana e ho un accento, che è bello, Sì, certo. bellissimo accento italiano, però se vai a insegnare nelle scuole private inglesi ho avuto difficoltà a essere presa anche solo per un'interview, e io sinceramente sono un po' overqualificata, cioè sono abbastanza qualificata per insegnare una scuola elementare o secondaria, anzi ho anche insegnato all'università come freelance, però per avere un posto fisso come insegnante di arte, essendo italiana, non ti prendono neanche in considerazione. Qua invece parlo, cioè il mio accento, il mio inglese è come la Queen, cioè parlo meglio. No, e poi tra l'altro, allora, anch'io ho un inglese che è italiano, ok? Per cui non è... Ma va bene, perché la gente dice dovresti... No, io sono italiano. Mi faccio capire, è un inglese internazionale, perché se tu vai in British... È ovvio che è così, c'è una bella differenza. Ma poi se vai a Bristol, voglio dire, o a Birmingham, io devo risettare perché non capisco niente di quello che dicono. Per cui se tu andassi in un paesino siciliano e hai imparato l'italiano, dici, vabbè, ho capito, faccio un po' fatica, ho capito. Per cui invece questo concetto internazionale dove si riconosce anche l'accento italiano, a me fa piacere. Io non voglio cambiare, perché comunque io porto la mia cultura e sono orgoglioso di chi sono. Per cui io perché devo sembrare un altro? Anzi, mi avvicino alle loro culture, parlando anche un po' arabo, un po', ma perché mi avvicino e per cui ho un'apertura nei tuoi confronti, ma io non voglio cambiare. Io sono io, noi siamo noi. Cioè, Anche sono anche inglese, io ho fatto il British Passport quando ero quindi sono italo-inglese, quindi posso anche parlare male l'Inghilterra perché sono inglese. Anch'io, ma non sono inglese, però non ci parlo. No, male, però vabbè, comunque diciamo che ho vissuto... Vabbè, io sono nella parentela perché sono canadese, abbiamo lo stesso re, per cui... Poi fino all'82 noi eravamo British Overseas Citizens, quindi siamo nella famiglia qui, non è un problema. Ma detto questo... Che differenza c'è tra l'intenditore d'arte inglese e quello locale? Perché Ale dice sempre bisogna educare l'appassionato di arte qui in quel degli Emirati Arabi Uniti. E invece a Londra come viene abbordata l'arte? Ma io a Londra ho fatto molte fiere d'arte, avevo lo studio a Wimbledon e avevamo questa fiera due volte all'anno. C'è da dire che a Londra c'è un sacco di competizione, contatti sono sempre importanti, quello sempre, però è anche un mercato, se vuoi, dal mio punto di vista molto chiuso, cioè sono sempre gli stessi. Io non so, per esempio una delle arti più importanti è The Other Art Fair, che c'è a Londra, e è difficilissimo entrare e sono sempre gli stessi artisti che vanno, è un po' una nicchia chiusa, diciamo. Trovo molto più apertura e proprio quello che sento qua è sete di cultura, di arte, c'è proprio voglia di aprirsi, come se dopo, non so, è un paese molto, molto antico, gli Emirati, da quando ha cominciato ad aprirsi c'è questa voglia di fare, ora c'è questa fiera molto importante, Art Dubai, farò parte di questa fiera che è a novembre, l'hanno spostata per questi attacchi, World Art Dubai, ma è super internazionale, cosa che Londra lo è, ma non così tanto come gli Emirati. Allora, il problema grosso di quando tu dialoghi con qualcuno che pensa di essere nato imparato, come diceva Totò, è che fai fatica a dialogare, perché non sono aperti. Cioè, poi, come abbiamo già detto, non sono pragmatici, per cui no, per me è così.
Qua invece sono aperti e per cui anche la capacità che ci viene riconosciuta di dialogo italiana, per esempio adesso c'è Art Dubai, ci sono degli spazi che sono dedicati normalmente alla criptovaluta o tu lo sai, io mi occupo anche di marketing e comunicazione, per cui anche il piacere di dire ci sono 3 giorni dedicati all'arte a livello internazionale, contaminiamo anche questi spazi. Mi hanno detto sì, capito? Mentre invece se lo vai a dire a Londra e quello spazio è dedicato alla finanza, la risposta è no. Ma io penso che sia perché è una cosa molto, cioè c'è tanta storia dietro, c'è tanta tradizione, cioè qua è tutto nuovo da scrivere. Però attenzione, allora quindi... oggi, tu lo sai meglio di me, oggi è l'essere complementare. Il monotematico funziona fino a un certo punto. L'apertura mentale in qualsiasi tipo di lavoro, io poi mi occupo di arte, per cui parlo con le banche, con le assicurazioni che adesso iniziano a chiedermi le collezioni private, perché comunque fai cultura, fai contenuto e riesci ad attirare l'attenzione di un pubblico che altrimenti dovresti chiamare soltanto per dargli il nuovo conto bancario o spiegare la nuova assicurazione che stai facendo, per cui diventi anche poco interessante. Per cui questo invece unire le cose, per cui creare questo dialogo continuo, che poi è quello che mi porto a casa portando il discorso della factory o comunque di unire, perché il venerdì sera, lei lo sa, non è che ci sono solo artisti musicisti, ma ci sono persone che parlano di finanza, ci sono persone che parlano di sport, capito? Per cui, e alla fine comunque da lì viene sempre fuori qualcosa. Altrimenti tu pensa che anche se io dovessi invitare solo artisti, sarebbe un altro di La balle. fiera dell'ego. Sì, perché attenzione, perché voglio Ce dire, l'abbiamo. prova a dialogare con alcune volte magari uno pensa io sono un iperrealista, io ci sono, ma non capisci, questo non va bene, per cui si creerebbero delle discussioni. Nel momento in cui invece amalgami il prodotto, nessuno va nello specifico perché sennò annoi, cosa che invece se io dovessi andare a parlare, come mi hanno chiamato, fare uno speech dove parlano solo di finanza, e faccio fatica perché loro parlano solo di quello, sono monotoni, capito? Mentre invece se sono aperti a un'apertura, se hanno un'apertura mentale differente, allora riesci a dialogare, ma il dialogo, e per cui anche la capacità lessicale, non deve essere troppo schematica e troppo legata al mondo dell'arte, perché sennò allontani. È come se tu mi parlassi di criptovalute e io non capisco niente e tu parli come se io fossi uno dei massimi esperti. Dopo 5 minuti non ti ascolto. Per cui questo diventa anche un esercizio che stiamo perdendo da un po' di tempo, invece adesso sta riprendendo, di capire come dialogare a seconda di chi hai davanti. Perché l'importante è che capisca, capisci? Per cui non c'è un modo solo per comunicare, ma tu devi indossare la maschera intellettuale o una intellettuale brutta, la maschera comunicativa, a seconda di... Mio padre mi ha sempre insegnato a parlare con le persone come se tu avessi davanti un bambino di 6 anni, che funziona. Certo, no? 6 anni di adesso, perché 6 anni dei nostri anni non capisco niente. Ma i 6 anni di adesso invece sì, per cui più leggero possibile, e questo dovrebbe essere fatto anche da altri settori, secondo me, perché altrimenti poi diventa veramente noioso ascoltare. Già che ci siamo, che cosa state preparando? Ecco, io trovo molto bella questa chitarra elettrica. Cos'è? Una Stratocaster, una Fender? Io l'ho fatto perché sono un esperto di musica. Questa è una Black Beauty. Oh, madonna, che... È il fact, diciamo, non posso più fare italiano. È proprio la chitarra, il modello della Black Beauty, che mi ha ispirato questo quadro un mio amico che è un bravissimo musicista, ha a casa 6 chitarre, e una sera che sono andata a casa sua che stava suonando eccetera, mi aveva detto di questa chitarra, e sono andata a vedere la storia della Black Beauty e sono rimasta incantata. Purtroppo non posso competere, io ho 5 macchine per scrivere, lui 6 chitarre, mi sa che vince lui. Vabbè. E quindi quando appunto ho fatto questo quadro, l'artista francese con cui collaboro, che si chiama Sound of Hybrid Artist, è qua. Praticamente è un artista che abbiamo questo progetto insieme che si chiama Sound on Art. Lui crea suoni sui miei quadri. Che meraviglia. E quindi praticamente diventa l'opera quello che noi chiamiamo un dual piece of art. Quindi l'opera è il quadro e un vinile che è inciso, cioè si può ascoltare con il suono che lui crea sul mio quadro. E questo è il vinile. Stupendo.
Questo è, Beh, questa è quando un'idea. lui l'ha visto, ha detto no, devo fare la musica, devo fare il suono su questo quadro. Ma è su vinile o vetro? Cos'è? No, vinile, il Vinile, classico vinile, vinile. suona, cioè questo è, adesso è dentro una cornice, ovviamente, perché, e quando si va a una mostra, tu puoi vedere il quadro, il vinile, e il QR code che tu con il telefono puoi sentire, guardi il quadro e senti il suono che è stato creato per il quadro. Quindi questo è un concetto. Tra l'altro questo lo esporremo adesso il 17, ho deciso di esporre per fare un one day insieme a gioielli d'arte, arte, musica, ok? E in un gentleman club, per cui alto livello, un pubblico che conosce l'arte, conosce la musica, conosce il concetto anche di gioiello, appunto, sono preparati, e per cui sarà una domenica molto interessante, perché ho messo insieme queste cose qui e abbiamo deciso proprio oggi, a parte il trittico che deve finire, quello di prima, mettiamo anche questo, perché è un bel concetto, mi piace molto. Vedo che alle vostre spalle c'è una incisione, se non sbaglio, vita, e poi sotto artis. No, io non la leggo bene da qua. Allora, Da 3000 chilometri non si vede bene. Cosa c'è scritto? Dice vita, aspetta. Vita breve. Vita brevi ars longa. Questo pensa che è fatto, inciso su polistirolo. Quando ho fatto, quando ho sembra un pezzo di corteccia. Non si può attaccare, non si può attaccare. È fatto con i double cut. Sì, esatto. Quando ero alla Royal Opera House a Londra, che ho fatto un breve internship anche là, era uno degli esercizi da fare proprio per scolpire il polistirolo, perché è una delle cose che io vorrei fare, scultura, il marmo, che è un sogno, dove andare in Toscana, e dove c'è un artista grandissimo che ho incontrato, whatever, e quindi niente, dovevo appunto fare questa incisione fatta bene, ed è tutta finta pietra dipinta, e questi sono proprio i miei skills come scenic artist che ho imparato alla Royal Opera House. Vita brevi, ars longa, la vita è breve, ma l'arte resta per sempre. No, devo dire che è un veramente falso straordinario, perché a distanza il carattere, il modo in cui è scritto sembra romano. Sembra un pezzo di un pezzo di Pompei, sembra. Sì, esatto, rubato. Allora, vedi, il dialogo comunque, la crescita, no? A 54 anni tu dici, a parte che io mi sento un bambino, nel senso che ho lo stesso entusiasmo quando ne avevo 20 con l'esperienza di 54, per cui sono molto contento anche di ma infatti sono i secondi 27, non sono 54. Sono praticamente due gemelli. Per cui a me piace molto, perché io apprendo, capito? Per cui ho sempre da imparare. E con Roberta anche il mondo del teatro io l'ho sempre sfiorato, no? Però avendo scritto dei testi per lei e dedicati a lei, inevitabilmente mi sono dovuto immergere in una comfort zone che non era la mia, che non è diventata la mia, ma mi ha arricchito molto invece. Per cui questa è una cosa che a me piace moltissimo. Il teatro è l'unica cosa che a Dubai non manca tantissimo. Abbiamo perso? No, vi sto ascoltando invece. Cavolo, vi sto ascoltando, state dicendo delle cose estremamente interessanti, non l'ho capito io. Ho capito, stranamente interessanti. No, cioè, scusami, porta pazienza, io sono solito stare zitto quando qualcuno parla, non mi piace la gente che si parla addosso. Quindi noi ci parliamo spesso addosso, però. È quella parte che ci vuole di frizione per proprio io polish the diamond. Ma per concludere, allora, questi saranno i vostri prossimi impegni, e questo è molto interessante, ma io avrei un'ultima domanda da porgere a questo punto alla nostra Roberta. Roberta, tu hai viaggiato tra 3 culture, quella italiana, quella britannica e questa appunto emiratina. Che cos'è l'arte? Perché sembra una domanda banale, ma in realtà è una di quelle domande esistenziali, visto che appunto vita brevis ars longa. Che è l'ars? Che cos'è? Io penso che l'arte sia l'espressione di un mondo interiore che nel momento in cui la esprimi ti puoi vedere, è uno specchio interiore di chi sei profondamente. Sì. È forse il miglior metodo per comunicare, è per questo che tutte le volte io lotto nel dire dovete guardare oltre
l'apparenza, perché altrimenti se vi fermate è sempre un oggetto, e un artista quando crea vuole raccontare qualcosa, vuole raccontare una cosa di sé, vuole raccontare una storia, per cui dovete essere predisposti per ascoltarla, altrimenti stai anche comprando un poster. E mentre lo fai, se appunto c'è questo tipo di ricerca, ti scopri, cioè ti vedi. A volte scopro e conosco degli aspetti di me proprio dipingendo. Uno degli aspetti, per esempio, da quando sono a Dubai, sono venuta qua appunto, come mi hai chiesto prima, come mai, anche per una questione un po' non forzata, ma l'economia in questo momento non è facile, appunto è stato anche una convenienza di appunto avere delle scuole splendide, un lavoro meraviglioso, e sono contenta. Ma come ho sempre detto, amo Londra e a me manca molto, ma mi sono scoperta in questo momento di proprio sentire questo profondo amore per Dubai, proprio per questo momento che stiamo vivendo, e l'ho scoperto facendo questi quadri che sento proprio, cioè non li faccio perché se vuoi è anche più facile piazzare un quadro su Dubai rispetto a una ballerina, ma se sei onesto come artista è una cosa che fai perché senti, non perché conviene. No, infatti non fa una serie, no, ha fatto questo. Ma è proprio nato da questo sentimento di proprio un po' di sentirmi in un certo modo difensiva verso un paese che ha molto da dare e che molto spesso viene bistrattato, frainteso, esatto, dai social media. Quindi è un modo anche per conoscersi. Questo mi sembra abbastanza evidente. Allora, io vi voglio ringraziare. Stasera quindi cena arboriana lì da te in galleria? Esattamente. Beati voi alla faccia mia, io vado in onda e voi gozzovigliate e parlate d'arte, una delle cose migliori che possano succedere. Se paga lui non è un problema. Cioè... Vai tranquillo. Adesso verrà fuori subito. No, beh, poi parleremo anche della residenza d'artista e quant'altro, per cui tu hai fatta come battuta, però... No, non è una battuta, anzi, ti ripeto, io la trovo una cosa molto coinvolgente. Mi si è frizzato il buon Musella. Sì. Ah, ok. Ecco appunto, stavamo dicendo, la residenza, la mia non era una battuta. No, ma infatti perché è un concetto di intercultura, per cui ci sono dei fondi che vengono dedicati nel momento in cui inviti una persona per fare cultura, il che potremmo fare anche delle dirette qua, per cui la radio e la comunicazione è cultura per antonomasia, per cui tu l'hai mandato come battuta, ma invece no, lo paghiamo volentieri. Molto bene, allora grazie, al piacere di ritrovarci presto. Grazie mille. Di nuovo, buona giornata. Buona giornata.